Rosatellum bis, il patto Renzi-Berlusconi-Salvini. E allora eccoci qua, ultimo scampolo di trasmissione, il tempo come sempre scappa via per parlare della legge elettorale Rosatellum bis, col quale andremo a votare alle prossime politiche, un varo che come dire, non è stato esente da malumori, mal di pancia, fuoriuscite, lo stesso Presidente del Senato, Piero Grasso, se ne è uscito dal Partito Democratico, dal gruppo, e non ha assolutamente condiviso, diciamo, quella che è stata la linea. Erika Valdini. Questo delle dimissioni di Grasso è un segnale inquietante. Il mio modo di vedere la leggo soltanto come una presa di posizione contraria a quello che è stato approvato oggi, ieri come legge elettorale, che dovrebbe, secondo la logica comune, essere la base della democrazia e la base dello Stato, perché da lì poi deriva la possibilità del popolo, dei cittadini, di eleggere i propri rappresentanti secondo la propria libertà di voto e un senso di rappresentatività. Quello che non è successo con questa legge elettorale, perché si dà sempre lo stesso potere alle coalizioni, e in più in questo caso c'è un ulteriore aggravante, perché si metteranno assieme una cozzaglia di partiti che magari non hanno in comune nemmeno lo stesso programma, ed è fatta talmente male che consentirà ad un elettore di votare un candidato con un programma, e di conseguenza il suo voto andrà a un altro partito che magari ha un programma totalmente opposto. È una legge scritta a più mani, e qui dentro ci sono PD, Lega, Forza Italia, altri piccoli, al di fuori 5 Stelle e MDP, che si stanno battendo con tutte le loro forze. Ormai purtroppo la legge è stata approvata, io conto ancora sul Presidente della Repubblica, e lo invitiamo a non firmare questa porcata un'ennesima legge elettorale incostituzionale. Quindi si arriva da una serie di leggi che sono state dichiarate incostituzionali, questa secondo noi lo sarà altrettanto, quindi auspichiamo che il Presidente Mattarella non dia seguito a questa porcata. E poi naturalmente non prevede le preferenze, cosa a cui noi teniamo tantissimo, ed era stato anche certificato e stabilito da una sentenza della Corte Costituzionale, quella che ha cassato l'Italicum, e fatto soprattutto da persone che non dovrebbero avere nulla in comune. Prima si diceva esistono ancora le destre e le sinistre, in questo caso è evidente che non c'è più una destra e una sinistra, sono tutti uniti proprio per mantenere in piedi la loro poltrona, i propri privilegi. Anziché tagliare i vitalizi si pensa a fare leggi porcate di questo tipo che vantaggiano sempre i soliti. Allora, a lei piace Rosatellum bis? No, non mi piace, è una legge che allora intanto il fatto che viene approvata adesso evidenzia una debolezza della nostra classe politica, insomma, perché approvare al photo finish una legge che dovrebbe dettare le regole, diciamo, del nostro sistema democratico non è, insomma, ecco. Poi non è del tutto infondato quello che dice Grasso, anche se insomma, vabbè, può essere discutibile sotto altri profili, però c'è questa contraddizione rispetto a quello che sto dicendo, che 3 formazioni, Forza Italia, il PD e la Lega hanno sottoscritto questo, significa che, voglio dire, però io una cosa del genere la voglio vedere un po' in controluce. La voglio vedere in controluce perché è contraddittoria. Allora noi votiamo, abbiamo il collegio dove c'è un candidato e poi abbiamo un listino bloccato. Allora, le due cose dovrebbero essere disgiunte, perché intanto, perché così non stanno in piedi, perché alla fine, voglio dire, leghi una cosa all'altra che potrebbe avere anche, diciamo, motivazioni diverse, quindi in qualche modo questo è contraddittorio. In secondo luogo c'è un numero di collegi che scientificamente tiene alto quel livello e rende impossibile di fatto, con il sistema di alleanze che c'è adesso, che una
parte, diciamo, di chi compone il quadro politico difficilmente potrà vincere le elezioni e governare. Ecco, allora questo rende anche questo un po' difficile la cosa. Dopodiché, insomma, ci sono altre cose su cui invece magari alcuni aspetti sono positivi, insomma, però diciamo che queste cose non mi convincono, e il fatto di arrivare in questi così in zona Cesarini all'approvazione, in zona Cesarini è insomma un po' sospetto, insomma. Il Parlamento, dico solo questa, evidenzia anche la debolezza dei partiti, perché i candidati saranno decisi a Roma, tutti. È inutile che ce la giriamo su questo, e anche questo è un limite del nostro sistema, perché se andiamo a vedere oggi il gruppo più numeroso in Parlamento è il gruppo misto, e nessun partito ha interesse di farsi sfuggire di mano i prossimi gruppi parlamentari. Certo, lei faceva riferimento prima a Grasso, sentiamo cosa ha detto oggi ai giornalisti. Andiamo sulla regia. È stata una scelta molto sofferta. Ho ritenuto di appunto lasciare il Partito Democratico proprio perché non mi riconosco più in quel partito in cui ero entrato e non ne condivido più né il merito né il metodo, e ho voluto aspettare l'approvazione della legge elettorale proprio per il rispetto del mio ruolo istituzionale, che mi imponeva di mettere da parte quelli che erano i miei convincimenti, i miei sentimenti, per rispettare il mio ruolo. E quindi questo è stato fatto, e per tutta la mia vita ho sempre rispettato le istituzioni e l'indipendenza delle istituzioni, e continuerò a farlo. Ecco, questo posso rassicurare tutti, e continuerò il mio ruolo di Presidente del Senato. E il fatto che il Presidente del Senato, che rappresenta tutta quanta l'Assemblea, vede passare una legge elettorale che è stata redatta in un'altra Camera e che ha deciso anche per il Senato senza poter nemmeno discutere o cambiare una virgola, questo io penso che è una sorta di sofferenza e di violenza che ho sentito di rappresentare io personalmente. E quindi adesso procederemo. Non ho ritenuto di farlo prima, proprio per, come ho detto, perché rispetto l'indipendenza del ruolo istituzionale. Ecco, questo Grasso, professor Casen, come possiamo commentare allora? Ma diciamo che non succedeva, forse non ricordo da mai, che fosse successo un fatto di questo genere, e che una persona a così alto livello avesse preso una decisione così importante, che è quella di dichiaratamente abbandonare una linea politica che evidentemente lui non condivide. Io non entro nel merito se fa bene o se fa male, ma è un atto di coerenza, e quindi ritengo che va rispettata e soprattutto va sottolineata, perché anche altri potrebbero prendere decisioni analoghe. La politica è troppo inciuciata, e soprattutto c'è questa infinita inamovibilità delle persone politiche. Casini è uno di questi, no? Che va sgattaiolando in qualsiasi fosso e in qualsiasi tombino pur di restare là. E naturalmente con questa legge, dico Casini, ma ce ne sono una sfilza, Verdini, tutto quello che finiscono in Nini, evidentemente rimane là e ci resterà per sempre, e non abbiamo possibilità di nessun tipo, cioè il referendum che è stato fatto e che ha un significato. Non credo che di fronte a queste persone, e ce ne sono tante, si possa portare a casa qualcosa, per cui questa legge ci vieta di poter scegliere. Se abbiamo fatto una scelta nel referendum che tutti dicono è un sondaggione, no? Però è molto significativo, quando andremo a votare non avrà nessun significato il nostro voto. Questo è il dramma. Boron, noi lanciando l'argomento abbiamo detto un accordo di potere, no? Renzi, Berlusconi, Salvini.
A lei piace il Rosatellum bis? Ma sinceramente non l'ho ancora visto, non ho ancora capito come funziona, non mi è mai appassionato il tema politico della legge elettorale, non è mai appassionato né a Salvini né alla Lega, perché oggi siamo di fronte a quello che è avvenuto, ma se c'è un po' di memoria... Però è stato votato. Sì, sì, non ha votato la fiducia la Lega, cioè la Lega non ha votato la fiducia, non ha votato Forza Italia, l'accordo è passato grazie a un accordo tra entrate e uscite, maggioranza e non maggioranza. Si ricorda bene quello che è sempre stata la posizione della Lega, ma non oggi, negli ultimi 3 anni, 4 anni, fate qualsiasi legge elettorale vogliate, basta che si vada a votare. Ha sempre detto questo mantra, l'ha sempre ripetuto, c'è stato un tentativo di una legge elettorale 6, 7, 8 mesi fa, che non è stata la Lega a farlo saltare, ma i famosi franchi tiratori, e la Lega anche in quel momento disse non è quello che voleva, perché Salvini l'ha sempre detto che noi saremmo a favore del maggioritario puro, no? Però ha anche detto guardate, pur che si vada a votare, fatevi quello che volete, fate la legge elettorale che volete, cioè, perché questo è il problema, non si può andare a votare con la legge esistente perché è ritenuta incostituzionale e una legge si doveva fare. Poi il modo con cui è stata fatta, i termini con cui è stata fatta, gli accordi con cui sono stati fatti all'interno del Parlamento, immagino che sono stati dettati dal partito di maggioranza, che in qualche modo avrà fatto dei colloqui, avrà fatto delle discussioni all'interno. Ritengo anche che l'abbiano fatto in velocità, ma questo lo penso io, prima che sia troppo tardi, visto che credo che dopo le elezioni della Sicilia molto probabilmente potrebbe anche non esserci più una maggioranza politica per poter approvare una legge. È bella, non è la legge che noi ovviamente della Lega desideriamo e riteniamo migliore, però penso sia l'unica condizione Rostellato, possibile, insomma. Quello che ne viene fuori è un Parlamento che riesce a governare poi? Lo vedremo, nel senso che vediamo un attimo una grafica. Dobbiamo passare il 40, mi pare, 40% dobbiamo passare. Vediamo come sarebbe il Parlamento adesso se si votasse oggi con le percentuali che ci sono. Vediamo se la regia riesce a proporci. Questa è la distribuzione nazionale, una proiezione a livello nazionale. In blu, il blu è il centrodestra, diciamo sostanzialmente, il rosso è la parte del Partito Democratico. Come? Il combinato disposto, referendum, Rosatellum, va tutto quel blu là nel nord-est. Anche a Rovino. La parte blu ma vediamo anche l'altra grafica, è ancora forse è più esplicita perché ci dà, eccolo qua, come sarebbe la Camera dei Deputati se si votasse oggi con il Rosatellum, una simulazione di questo istituto Demopolis, e questo è il risultato. A centro-sinistra 180, centro-destra 246, 168 il Movimento 5 Stelle e poi c'è MDP, Sinistra Italiana, con 24. Questo dimostra che... Questo con i dati di oggi, i sondaggi di oggi? Sì, con i sondaggi di oggi. I sondaggi, la simulazione. Ma in base al dato elettorale che oggi viene sondaggiato. Cioè nel senso che viene dato, che ne so, Forza Italia il 14%, la Lega mi pare sia il 15% e qualcosa e quant'altro. Cosa dice? È evidente che i sondaggi appunto dimostrano intanto che non è una legge che favorisce il centro-sinistra, quindi non si può dire che il PD l'abbia fatta per se stessa, è una legge che è stata costruita con un gruppo molto ampio di partiti. Questo sì è stata l'unica soluzione che si è riusciti a trovare dopo la disfatta che c'è stata prima delle ferie, su cui sul primo voto segreto è caduto l'accordo e in quell'accordo c'era anche il Movimento 5 Stelle. Non è che poi la legge sia stata stravolta nei suoi principi fondamentali rispetto a quello che era prima, e quindi il problema non è tanto la legge elettorale, il problema è che noi avremo sempre un Senato diverso dalla Camera per ovvi motivi, perché l'elettorato è diverso, nel senso che al Senato vanno a votare le persone che
hanno più di 25 anni, e quindi per ovvi motivi non potremo mai avere un Senato uguale alla Camera. Questo probabilmente andava superato con quella che era la riforma costituzionale, se vogliamo dircelo tutto, nel senso che se avevamo solo una Camera con la fiducia al governo forse questo problema non ce l'avremmo avuto dal punto di vista della differenza tra Camera e Senato, che continuerà a rimanere. Il problema è che la situazione politica attuale italiana non vede una forza politica preponderante rispetto alle altre, quindi con qualsiasi legge che potevamo fare non avremo mai una forza che ha il 50% più uno dei seggi alla Camera e il 50% più di seggi al Senato. Ci potremo trovare che ci sono maggioranze diverse da una parte e dall'altra, ci potremo trovare appunto che ci saranno partiti costretti a fare accordi fra di loro, perché altrimenti non vi sono i numeri per sostenere un governo. Certo, questo... tra l'altro il centrodestra, parliamo di centrodestra unito, quindi Lega, certo, Forza Italia, Lega, Fratelli Fratelli d'Italia. Quindi non è tanto una questione di legge elettorale, l'unica legge elettorale che può risolvere un problema di questo tipo è una legge elettorale che dà un premio di maggioranza talmente ampio che, come già abbiamo visto, la nostra Corte Costituzionale ha bocciato. Quindi non è che c'era una soluzione che poteva risolvere quesro problema, è la legge elettorale che è venuta fuori, che le dico, non è che entusiasma tantissimo neanche me, nel senso che, come diceva Azzalina, tra l'altro la cambiamo a pochi mesi dalle elezioni, certo, e quindi pensi anche per noi parlamentari che comunque abbiamo lavorato per anni su un determinato territorio e adesso ci ritroviamo che fra qualche mese conosceremo i nuovi collegi elettorali che potrebbero essere completamente diversi da quelli su cui abbiamo lavorato. Certo. C'è anche poco rispetto nei confronti del nostro lavoro che abbiamo fatto, ma anche dei cittadini che rappresentiamo, e che magari avrebbero voluto anche gratificare o penalizzare i parlamentari che hanno visto in questi anni sul loro territorio. De Biasi ha timore che verremo fuori dalle urne alla fine senza nessun risultato? Ecco, io prima di tutto, perché non voglio essere strumentalizzato, chiedo scusa del termine che ho usato prima. Certamente nei miei pensieri non era riferito a tutti quelli che sono andati a votare e a tutti quelli che hanno fatto il non voto. A me dà fastidio quando, di fronte a domande precise di documenti pubblici che devono essere pubblicati, questi non sono stati pubblicati. Punto. Questo per chiudere. Bene, quindi, per quanto riguarda se uno sbaglia, chiedo scusa, non era certamente rivolto. È stata l'operazione in sé. È stato chiarissimo. Sulla legge elettorale io me ne sono disinteressato, a parte che io non rappresento nessuno, quando è caduto il referendum del 4 dicembre, perché lì il popolo italiano, per quanto avesse pesanti critiche, poteva dare, come si usa dire, un dominus che uscisse vincente. E questa legge elettorale riflette sostanzialmente la possibilità che oggi c'è nel Paese di una tripolarità. Se prevarrà il centrodestra è anche autosufficiente, quindi avrà una seconda occasione per fare anche la parte, diciamo, finale di trattative, competenze e quant'altre. Se invece vincerà il centrosinistra o i 5 Stelle, questi dovranno andare alla ricerca di un pezzo delle altre alleanze, quindi non garantisce ovviamente nessuna governabilità. Però così si è voluto il 4 dicembre, viene il popolo così ha voluto, e questo forse è il prodotto migliore che potevano fare. Armana, cosa andiamo? Verso una grande coalizione? Non lo so, io non mi interesso di politica e sono anche astemio, per cui il Rosatellum non rientra fra le cose che consumo. Ho letto i commenti dei vari commentatori e giuristi e politici. Mi pare che ci sia un dato di fondo che non è assolutamente positivo, che caratterizza tutti i governi di questa legislatura. O hanno messo la nazione di fronte al fatto compiuto, oppure hanno portato le decisioni al termine ultimo. Nel caso del Rosatellum ho sentito tutto dire, è una porcheria, però ormai a questo punto ci tocca bere questo calice amaro. Non mi pare che sia un comportamento consono a una democrazia che dovrebbe essere rispettosa dei cittadini.
come diceva anche il consigliere Zalin, questo è un dato politico estremamente negativo per la cosiddetta tenuta democratica di questo Stato. L'altro dato estremamente negativo è che indubitabilmente le carte le dà, guardandole, la segreteria dei partiti. Quindi i cittadini sono spossessati dalla possibilità di scegliere il candidato. Ci troviamo di fronte al candidato, all'eletto che ha lavorato su un territorio, alla persona che si impegna sul territorio, che poi magari non viene nominato alla segreteria, e ci saranno i soliti paracadutati noti alle cronache. E questo non ci aiuta assolutamente nel progredire verso una soluzione dei gravissimi problemi che ci sono in questo Stato. Primo fra tutti anche problemi di convivenza civile, perché ritornando alle tematiche che avevamo introdotto questa sera, se non c'è rispetto reciproco, se non c'è rispetto delle libertà, se non ci sono le condizioni per un'esistenza serena e felice, prima o poi i nodi arrivano al pettine. È nell'ordine delle cose. Ciò che è accaduto in regioni vicine alla nostra e che sta accadendo anche oggi in Catalogna non è null'altro che un nodo che si trascina, ma prima o dopo i nodi arrivano sempre al pettine, e in questo modo allontaniamo forse il nodo, ma prima o poi arriva e sarà più grosso e più difficile da sciogliere. Professor Casen, vedo che annuisce nel... Sì. Ma io, passatemi lo scherzo, io credo che in Europa si sta consolidando un'area indipendentista, per cui avremo a breve o a lungo termine un'Europa indipendentista contro l'Europa, diciamo, classica che vediamo adesso. Diciamo che il problema di questa legge è che i cittadini vengono defenestrati, vanno a fare delle crocette ma non sanno a cosa servono né dove andranno a finire, in quale partito, secondo quale programma, perché io voto Tizio ma il mio voto andrà a finire a Caio. Questa, non so, è la cosa più strana che abbia mai visto sulla faccia della terra. Ci sono un sacco di paesi che hanno delle leggi elettorali consolidate e documentabili, andiamo a copiare e facciamo una cosa di questo genere. Io non lo so veramente chi sta lavorando per chi, cioè per l'autoconservazione dell'attuale politica. Questo direi che è osceno e i cittadini non possono accettarlo, per cui non so quale sarà il comportamento dei cittadini quando andranno a votare e se andranno a votare, perché questa è l'altra grande incognita. Certo, come sempre quando ci sono le tornate elettorali delle politiche poi si scopre che il partito dell'astensione è il primo partito in Italia, quindi c'è questa difficoltà di riportare i cittadini alle urne, al voto, per esprimere quello che è un loro diritto. Allora il tempo è scappato via, noi avremmo voluto parlare anche della questione della conferma, diciamo così, di Ignazio Visco alla Banca d'Italia, ma ormai è mezzanotte, però è un tema che ha diviso anche il Partito Democratico. Io magari una battuta da parte di Jessica Rostellato la vorrei questa, perché oggi nel Consiglio dei Ministri che è andato a confermare la nomina di Visco non c'erano i ministri renziani, che ne dicano i comandanti, diciamo che tutto va a tarallucci e vino, poi di fatto non sembra che sia così. Ma guardi, io al di là di tutte, voglio dire, tutti quelli che si sono stupiti della posizione di Renzi, io non avrei visto assolutamente nessun problema nel fatto di non rinnovare Visco alla Banca d'Italia, sinceramente. Si tratta di un organo di controllo e di vigilanza. È rimasto lì 6 anni in cui non è proprio successo niente, diciamo, nelle banche italiane. Poi si valuteranno chi ha fatto cosa, le mancanze del governatore, di tutto della parte dirigente, diciamo, di Banca d'Italia, su questo non vi è dubbio. In ogni caso, per quanto mi riguarda, ma mi pare insomma che anche questo fosse il pensiero del segretario nazionale,
12 anni forse di governatore di un ente di controllo forse sono troppi, nel senso che quando si governa un ente di controllo è meglio che ci sia un ricambio. Senza entrare nel merito della persona, di quello che è successo, eccetera, eccetera, per una questione di principio, secondo me ci stava il fatto della proposta di non rinnovarlo. Il governo ha scelto una strada differente per vari motivi, ovviamente la rispettiamo, nel senso che il Parlamento ha proposto, voglio dire, queste mozioni, non era nella sua competenza ovviamente dare indicazioni sul governatore, certo. nel senso che quella è una competenza del governo e non del Parlamento, però ci stava che comunque i parlamentari si esprimessero sul fatto che forse rappresentando il popolo ritenevamo che, vista quella che è stata la situazione negli ultimi anni, bisognava comunque dare un segnale di cambio di passo. Quindi questo non è arrivato, i rapporti ovviamente, in ogni caso appunto Gentiloni ha confermato che sarà la conferenza programmatica a Napoli insieme a Renzi, quindi voglio dire non c'è stato comunque uno strappo all'interno del partito, però secondo me si è fatto bene comunque a dare questa indicazione e forse si stanno anche iniziando a misurare le forze in vista delle politiche. Io sarei dell'avviso che dopo l'elezione di Visco, il Visco facesse un prestigioso colpo di reni, desse lui le dimissioni, allora probabilmente servirebbe un po' della dignità che ha perso quando delle banche hanno fatto uno sfracello. Bene, allora il tempo è scappato via, come dicevamo, però prima di salutarci volevo spendere, come dire, una parola come di merito al governo, no? Quando si dice governo piove, governo ladro, qua non piove più. E abbiamo un problema legato, no, adesso a parte, passatemi la battuta, qui abbiamo un problema idrico non da poco. La prossima settimana noi affronteremo la questione anche nella ricorrenza delle grandi alluvioni che hanno interessato il Veneto, lo ricordiamo nel 2010, ma ancora prima nel 66. Si sta lavorando per la difesa idraulica, ma la difesa idraulica forse può anche servire ed essere utile nei momenti di siccità come è questo di quest'anno, una situazione assolutamente eccezionale e anche in questo inizio autunno le piogge non ci sono. Cos'è? È il governo che non ruba più o professor Cassini? Com'è questa storia? Chi lo sa. Io ho fatto la battuta, però se Visco dalle dimissioni vuol dire che magari comincia a piovere, un po' di pioggia arriva. Allora, io penso che il problema idrico del Veneto sia uguale sia che ci sia la siccità sia che non ci sia. Per quale motivo? Noi abbiamo dei bacini che vanno in secca e abbiamo per esempio un'idrovia che sarebbe una grande risorsa in caso di siccità, dove effettivamente si potrebbe raccogliere una quantità di acqua enorme e quindi affrontare la siccità da parte dell'agricoltura, che in questo momento è difficile da fare, perché a me è successo, io sono un piccolo agricoltore, un neoagricoltore, ma quest'estate ho comprato l'acqua e a prezzi di acqua minerale, quindi e con risultati estremamente scarsi. Allora, se noi riusciamo a vedere il Veneto come un centro agricolo di eccellenza, visto poi tutte le chance che abbiamo dimostrato nel settore del vino, nel settore dell'olio, eccetera, direi che la Regione in questo momento dovrebbe prendere seriamente in considerazione il fatto di creare dei bacini idrici di contenimento in caso di esondazione, ma anche di trattenuta dell'acqua in caso di siccità, e quindi pensare alle due evenienze, perché sono pendolari. Io mi aspetto da un momento all'altro che arrivi un'alluvione, perché normalmente dopo una grande siccità c'è uno scatenamento, non so perché, ma succede. Quindi vedere le cose messe insieme con una certa lungimiranza ci potrebbe rendere un po' di pedantismo veneto. Certo, per i telespettatori l'appuntamento è la prossima settimana e affronteremo appunto anche questo tema. Grazie a Erika Baldin, Movimento 5 Stelle, grazie a Fabrizio Borona della Lega, perché il Nord adesso è sparito dal marchio?
Ma a quanto pare oggi insomma, è stato stabilito questo per le elezioni, per ora è ancora la Lega Nord. Ancora la Lega Nord. Grazie a Jessica Rostellato, Partito Democratico, a Enzo De Biasi, grazie all'avvocato Andrea Ermann, grazie Ermanno, grazie anche, Tullio, e ci vediamo stato qua. Ci vediamo la settimana prossima alle 21, TV7 Match. Arrivederci, buonanotte a tutti.